La provincia stia diventando come la persona cara che ti accorgi di quanto ti manca quando la perdi, perché la provincia non è mai stata amata come adesso, e per me, che ho sempre pensato che la provincia sia l'ente fondamentale per un territorio come il nostro, è bello sentire queste cose. Quando sento interventi come quello di Pat, dico: l'intervento di Pat è la dimostrazione di quanto serve la provincia. E a me prima, signor Ministro, è dispiaciuto sentirla dire che noi abbiamo lo spopolamento, la perdita di servizi, eccetera, anche se finora abbiamo avuto la provincia di primo grado elettiva. Quella che avevamo è un ente privo di poteri e privo di risorse. Nessuno di noi ha nostalgia di quella provincia. Noi vogliamo una cosa molto diversa, che ci consenta di governare questo territorio. Lei prima ha detto che Reggio Emilia ha fatto, la città di Reggio Emilia ha fatto il piano strategico, ma il comune di Livinallongo o di Zoppé di Cadore non possono fare il piano strategico, e allora lo fa la provincia. E quando diciamo che togliamo le province per risparmiare, la provincia di Belluno ha gestito con 6 milioni e mezzo 350 km di strade provinciali che l'ANAS gestiva con 16 milioni di euro. Allora, per dire che queste sono le capacità di governo di un territorio, ed è un errore a mio avviso essere partiti col discorso di mettere mano alle province. Personalmente penso che per ridare efficienza allo Stato e anche per risparmiare si dovesse partire da un riordino e da un ripensamento delle regioni.